e ferita d'amore non si sana. Non si sana. Maestro, prego. Tutte d'amore. Si tu mi vedi chiagnere quando sto in braccio a te, si tu ti senti stregnere più forte e volte non sai perché. E tanto mi fa chiagnere, tanto mi attacca a te più forte vorrei morire con te così. Di che bene inutile si è destinato già, ora che stanno a sparte esce una cosa un po' più avvicinata, più è braccia in catena, più amore dice addio a come scuro sto destino mio per sta fatalità. Non ti saccio dice perché mi attacca a te più forte potrei morire con te così.
caffè Chantal c'era un caffè che si chiamava Caffè Calzona e Ugo Ricci, un autore di canzoni, di macchiette, scrisse una macchietta proprio che si intitolava Caffè Calzone, giocando con la parola del calzone, caffè calzone. Ve la faccio ascoltare, è una cosa divertente, anche se parole. Vedere, questo era Nicola Maldacea quando cantava questa canzone, O caffè calzone. Il fatto di caffè presentemente non vedi bene, lo caffè calzone. Questa è la mia modesta opinione, sempre secondo il mio mondo italiano. Certo ci passo le giornate intere, ci scrivo affari, combino appuntamenti, ripeto a tutti amici e conoscenti, Rino calzone all'altro guarda a me. La vicerella mia che mi vuol bene lo dice sempre in conversazione. Quando lo vedo da fuori al calzone, parola mia, pare non so bene. A sera versi 9, 9 e mezza, sia solo sia la stessa piccioletta, scende a mettere in carrozzella e puntualmente me ne vado lontano. Dice perché non cambi una sera, cambia a scopo se non c'è ragione, tanto quando sono fatti in un calzone, volevo scopo d'andarmelo a cambiare. Senta musica, leggano un giornale e forse sarò stato pure fortunato, ma io del calzone non mi sono mai ammosciato, che è molto raramente la verità. Poi che servizio che c'è in quel locale e che bontà di consumazione, quando voi consumate il tuo calzone, credo almeno sentite consumare. Io qualche volta ci mangio addirittura, certo non sempre, quando mi riesce, perché sono certo di trovarci il pesce fresco e la carne di prima qualità. Andateci voi pure e poi vedremo, si illustrellate, ci riceve buona, piazza di carne che c'è stato in tuo calzone, ma un'altra parte non si può trovare. Questo era il caffè calzone dei vecchi caffè Chantal di Nicola Maldacea. E adesso poi c'è stato Riccardo Bazzaglia che ha fatto un'altra canzone sul caffè, come può mettere un caffè, O caffè, che cantava Domenico Modugna, di Riccardo Bazzaglia, O caffè. Cosa c'è mai di Bazzaglia? Una tiponiaggio, una tettuccia e poi la capomina per fare rinfresca la fiorina fa felice, ma solo l'acqua la sera fa passare, ma un milione di gente in Napoli come me non donna sapere niente e campano come campano sta gente, oh caffè, tutti insieme, ah che bello caffè, sulla mano sarà fa.
ma non lo sanno fare, ma la scienza spiega perché è una vera specialità. Datore caffè, casa sente verso la città, io non lo so con me, ogni tanto sul mattina, quando nasce lo zio quel più, capisce quel più, un po' di caffè, e l'inglese si scioglie con te, si va a sapere, mi ci pensa che che bello caffè, su la nave lo sanno fare, e a lui si è spiegato perché è una granata saponata, che si scappa del caffè. Che bello caffè! Quando sponda la luna a mare chiaro, pure le pisce ci fanno l'amore. Se ne vogliono all'ora del mare per la priezza d'ogni dolore. Quando sponda la luna a mare chiaro, scende da scende da lì all'aria dolce. Chi dice che le stelle sono certe non sa per l'occhio che tu tieni in fronte. Questi due stelle le sacci solamente di dal cuore mio e lì conta. Chi dice che le stelle sono lucente. Scende da Carolica all'aria e dolce quando mai tanto tempo già aspettata, accompagnare il suono con la voce, stasera una chitarra giù portata. Scende da Carolica all'aria e dolce. Tocca a me, guarda. Vieni qua. Io mi ero distratto perché sono andato un attimo a prendere una cosa. Perché io sono astemio. Astemio? Bravo, come dice
E